La Regione Sardegna e la Regione Lombardia hanno firmato stamattina a Cagliari l'intesa per l'avvio dell'azienda per l'emergenza urgenza, la Reus, che avrà sede a Nuoro, ma anche per l'istituzione del numero unico europeo 112 e del servizio di elisoccorso su base regionale. La firma sul documento è stata apposta dal presidente Francesco Piglio, dall'assessore Luigi Arru per la Sardegna, dal governatore della Lombardia Roberto Maroni, dall'assessore alla sanità Giulio Gallera e dal direttore generale della REU Alberto Zoli. Sulla base dell'intesa, approvata dalla Giunta regionale guidata da Piglio il 25 novembre scorso, la Sardegna vuole fare tesoro dell'esperienza della Regione Lombardia, che prima in Italia ha attivato l'azienda regionale dell'emergenza urgenza nel 2008. L'accordo sottoscritto a Villa Devoto prevede anche che Sardegna e Lombardia collaborino sulla Reus, nella riorganizzazione del 118 e nella realizzazione del servizio di elisoccorso, per il quale la Giunta regionale ha stanziato 60 milioni di euro per 8 anni. Sono previste 3 elibasi a Cagliari, Olbia e Alghero. Inoltre verrà istituito il numero unico d'emergenza, il 112, che sostituirà tutti gli altri. Altre intese riguardano la formazione del personale. Il protocollo d'intesa avrà una durata di 2 anni e non avrà costi aggiuntivi sui bilanci delle rispettive regioni.